Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Nell'ambito delle attività di controllo svolte nel periodo di emergenza sanitaria, il Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero competente, ha concluso una vasta campagna di verifiche condotte a livello nazionale nelle strutture di permanenza delle salme in ospedali pubblici e cliniche private, al fine di appurare la regolarità delle stesse ed il rispetto delle misure di prevenzione al contagio da Covid-19. In tale contesto sono stati oggetto di ispezione 375 tra obitori e camere mortuarie interni alle strutture ospedaliere, nonché analoghe aree adibite al commiato, riconducibili ad imprese funebri private e relativi servizi cimiteriali, rilevando irregolarità in 85 casi. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, in totale ci sono state 12 ispezioni e in 2 casi, nella provincia di Pordenone, sono scattate segnalazioni all'autorità sanitaria. In provincia di Udine ci sono state 3 visite, 4 a Pordenone, 2 a Gorizia e 3 a Trieste. Tra le irregolarità accertate dai carabinieri dei NAS, 24 interessano l'inosservanza delle misure di contenimento epidemico e della sicurezza degli ambienti di lavoro, dovuta alla mancanza di pulizia e sanificazione dei locali, l'assenza di percorsi separati per il trasporto delle salme e la carente formazione degli operatori circa il rischio da esposizione agli agenti biologici. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.